100 anni fa qui a Vittorio Veneto si scriveva la storia. Si scriveva la storia e la continuiamo a scrivere questa storia, celebrando i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, celebrando l'alpinità e gli alpini. Una regione, quella del Veneto, che conosce l'alpinità, conosce i valori dell'alpinità, che non sono quelli di dire alpini assassini come qualche disgraziato dice, magari screditando e attaccando gli alpini con dei cartelli che vengono affissi ai muri, ma è quello di dire che alpinità vuol dire solidarietà, vuol dire compassione, essere a disposizione dei cittadini. Beh, io ho avuto un nonno, ragazzo del 99, 5 maggio 1896, anno di nascita, è morto centenario, quindi mi ricordo i suoi racconti, mi diceva sempre siamo partiti in 600 e siamo tornati in 16, questa è la tragedia della Prima Guerra Mondiale. In Veneto questi fattori che sono quelli dell'alpinità, della solidarietà, della compassione che vengono dalle nostre radici cristiane e si vedono e si leggono con chiarezza. Una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, quindi dedica il suo tempo libero alla comunità e questo è il massimo dei valori che possiamo ovviamente presentare alla comunità intera. Governatore, un ultimo saluto a chi sfilerà oggi. Beh, grazie. Il primo saluto deve essere iniziare con un grazie alpini, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Direi che noi oggi facciamo un pre-collaudo di un'altra adunata in Veneto, questo è poco ma è sicuro.